Cari amici, buon pomeriggio di questo sabato 6 settembre 2014. Ci troviamo a Lavariano e siamo in occasione di una prima edizione di Marcia di Sant'Antoni, per cui nell'augurarvi un buon divertimento a tutti, io vi lascerò in compagnia di uno degli organizzatori che vi racconterà quelle che sono le peculiarità di questi meravigliosi percorsi. Ciao a tutti, ci vediamo più tardi. Ecco, Lavariano, buongiorno a tutti, è un piccolo paese del Medio Friuli e ovviamente risale la sua storia addirittura all'epoca romana. Dietro alle mie spalle c'è una torre campanaria che all'inizio era ovviamente la torre del castello a Vito. Un paese da visitare per la sua ricchezza, per la sua gente che ha sempre vissuto con una intensa comunità e nello stesso tempo con miriade di iniziative che ogni anno percorre ovviamente i vari mesi dell'anno. Nel nostro percorso lungo questa Marcia di Sant'Antoni, la prima edizione di quest'anno 2014, noi ci siamo fermati in questo ristoro, si chiama Ristoro da Garbin, proprio per la sua, diciamo così, la sua presenza qui in paese, anche per ricordare l'antica storia di questo piccolo borgo rurale. Abbiamo una persona qui a cui chiediamo alcune informazioni. Buonasera. Com'è andata questa vostra grande corsa? È stata bellissima, il sole ci ha graziato della giornata, un po' di fango, splendida, e ritorniamo il prossimo anno, speriamo di domenica, per avere più partecipazione. Ecco, ci troviamo adesso al secondo ristoro di questa grande Marcia di Sant'Antonio, la sua prima edizione. Incontriamo qui un signore a cui chiediamo com'è andata questa sua esperienza. Com'è andata? Ecco, devo dire che è un'esperienza perlomeno valida, perché innanzitutto ci dà la possibilità di camminare in mezzo al verde, il che non è da poco, possibilità di potersi ossigenare, il che non è da poco, e poi c'è anche la simpatia che incontriamo ai chioschi, che non è anche questo da poco. Bene, noi siamo arrivati ormai alla fine di questa nostra esperienza, è stata la prima marcia, ha qualche suo piccolo intoppo, però cerchiamo ovviamente di migliorare al massimo. 300 persone che hanno partecipato quest'oggi, che hanno condiviso una gioia, una festa, insieme con questa sagra di San Antonio che si celebra qui a Lavariano, e noi ovviamente vi aspettiamo il prossimo anno, più numerosi, perché merita effettivamente stare insieme, gioire nel nostro percorso, godere di questi nostri bellissimi panorami e respirare quest'aria bella che il Medio Friuli sa offrire a tutti noi. Grazie di cuore e ci vediamo il prossimo anno, non dimenticatevi. Cari amici, buonasera, siamo di nuovo qui con la nostra rubrica di approfondimento sulle tematiche riguardanti la corretta postura e il corretto modo di camminare e di correre. Oggi parliamo dell'utilizzo delle braccia, degli arti superiori che sono molto importanti, e lo dicevamo anche nella precedente puntata, riguardante per l'equilibrio, determinano un perfetto equilibrio del nostro corpo e determinano una perfetta deambulazione, cioè una perfetta camminata.
E ultimamente si vedono anche degli ausili per poter camminare, che sono queste racchette che si spingono con le braccia per poter aiutare anche il soggetto nella camminata. Io penso che queste racchette, come qualsiasi bastone da montagna, siano un ottimo ausilio, nel senso che aiutano il busto a rimanere eretto, aiutano la deambulazione, nel senso che quando c'è un po' di fatica aiutano a proseguire senza far troppa fatica a livello degli arti inferiori, per cui è un corretto utilizzo di tutto il nostro corpo, utilizzando anche i muscoli delle braccia che sono dei muscoli che servono per la stabilizzazione del nostro busto, che non vanno a gravare sulla spinta sulla colonna vertebrale, dunque la postura rimane corretta. Per cui utilizziamo le braccia, utilizziamole bene. Stiamo attenti al terreno, perché quando il terreno comincia a salire un po', che ci sono delle salitelle più o meno impervie, bisogna imparare, se si hanno delle racchettine graduabili, bisogna imparare a graduarle, tenerle un po' più corte o un po' più lunghe a seconda di quella che è l'asperità del terreno. Questo proprio per favorire e continuare a favorire la verticalizzazione del busto e l'ampiezza del movimento delle braccia, che deve partire sempre dalle spalle, cioè dal muscolo deltoide, deve partire dal muscolo deltoide, lavorare bene con il muscolo del braccio, che è il tricipite, quello che serve per distendere l'avambraccio sul braccio, e questo comporterà un benestare, un benessere di tutto quello che è la nostra parte alta del tronco. Non dimentichiamoci mai che il busto e che i piedi devono appoggiare completamente per terra, anche con l'utilizzo delle racchette, e non dimentichiamoci mai che il nostro motto è: camminare bene è meglio che correre male. Cari amici, buongiorno, ci troviamo in questa prima domenica di settembre. Il cielo è leggermente ombreggiato da qualche piccola nuvola, ma non spaventa assolutamente nessuno. Siamo a Faugnacco di Martignacco in occasione della 23esima Correre nella Campagna, con 19esimo trofeo Agriturismo Camarin, in memorial di Bon Dario. Quindi a questo punto io lascerò la parola a uno degli organizzatori, il quale vi farà vedere i bei posti, vi racconterà un po' quello che succede in questa località e vi farà compagnia per tutto il resto della manifestazione. Ciao e buon divertimento a tutti. Buongiorno a tutti, siamo qui a Faugnacco, ridente frazione del comune di Martignacco, per l'effettuazione di una marcia diventata ormai tradizione, una marcia storica, Correre nella Campagna, giunta alla 23esima edizione. Il gruppo organizzatore Marciatori Aquile Friulane, insieme con l'associazione locale Faugnacco Vive, augurano a tutti la migliore delle gite del percorso. Il tempo ci concede una tregua e quindi avanti con la corsa. Buon divertimento a tutti. Un aspetto fondamentale di questo tipo di marcia è rappresentato dalla griglia, come potete ben vedere. Come sta andando? Benissimo. Chiedo a uno dei responsabili, stanno pregustando i vostri... Il doppio dell'anno scorso. Il doppio dell'anno scorso. Come consumo. Un parere più tecnico e più generale ai responsabili, al presidente di Faugnacco Vive e all'ex vice sindaco. Come sta andando? Grande record, grande manifestazione che ormai fa parte della storia di questo comune, ma non solo, di tutta la provincia di Udine. E al presidente di Faugnacco Vive? Ma da quello che hanno detto abbiamo superato i 1000, quindi è un record eccezionale. Grazie anche a tutti i collaboratori, buon divertimento e buon appetito. Dobbiamo chiudere perché il profumo di griglia ci sta completamente pervadendo e noi non riusciamo più a ragionare.
anche qui tanto sudore, ma almeno è ricompensato questo sudore? Sì, sì, tutto benissimo. Ne vale la pena? Reintegro e riparto. Ciao a tutti, sono Argeo Bizzaro, il responsabile della marcia Una passeggiata sul tagliamento che si svolge domenica 14 per 7, 14, 21 km. Vi invito tutti, sono tante novità e venite ad ammirare questo bel fiume, il tagliamento, il più lungo e il più bello dell'Italia.